Riprendiamo la linea da Contrada Bricconi e un altro angolo spettacolare da vedere. Siamo qui in compagnia di Matteo e l'avevamo anticipato con i salumi. Parte fondamentale della vostra produzione, destinazione ristorante, ma non solo in piccola quantità. Salumi, salame, partiamo da lui, salame bergamasco. Sì, qua cioè, nelle nostre valli non c'è mai stata la tradizione di fare prosciutti o prodotti di salumeria pregiata, ed è questo uno dei motivi per cui il salame bergamasco è uno dei più apprezzati, appunto perché tutte le parti nobili del suino vanno nel salame. Okay. E poi la concia che è particolare. E poi la coccia, che è sempre un segreto di ogni norcino. Non ti chiediamo i dettagli. No, beh, anche perché non ve li direi. Ok, perfetto. E ci è voluto un po', ma ormai ho trovato la mia concia che mi piace, quindi ormai è quella. Con quella vai avanti, quindi il salame ed è il re, diciamo così, Sì. delle vostre produzioni, però vediamo, c'è anche altro. Però c'è anche altro, perché per fare un buon salame, oltre a mettere, diciamo, tutte le parti più nobili, bisogna anche togliere quelle meno nobili. Quindi togliere non si buttano logicamente, ma da queste parti ne escono le salamelle classiche, ne escono i cotechini da far bollire, la testina o testa cotta, quindi questi tutti i prodotti, diciamo, meno pregiati, ma che comunque hanno un valore anche loro. Sì, però in tavola sono buoni. Sono molto buoni. Esatto, Sì. saranno meno pregiati, meno blasonati, ma sono buoni. E E poi poi, quando si riesce, perché logicamente in base ogni maiale è fatto a modo suo, quindi bisogna sempre moderare bene carne e grasso, quando riesco tiro fuori le coppe, tiro fuori le pancette in base appunto al maiale come è fatto. dai salumi ai formaggi, che è un'altra delle vostre eccellenze. Giovanni è ritornato con noi perché qui ogni settore ognuno ha un settore di competenza. Chiaramente in stalla ci sono le vacche e qui si fa il formaggio, che è stato uno dei primi passi dopo la stalla. Esattamente, sì, sì. Noi abbiamo da subito deciso di lavorare tutto il nostro latte, quindi utilizzarlo tutto qui all'interno del nostro caseificio. Produciamo all'incirca 180 litri di latte al giorno e che vengono lavorati tutti giornalmente, appunto. Solo una lavorazione, non facciamo due lavorazioni al giorno. Produciamo una media varietà di formaggi molto legati al territorio. Quello sicuramente più identitario per noi è lo stracchino a munta calda, che si chiama munta calda perché è fatto solo col latte appena munto e con poco utilizzo di fuoco, quindi con temperature basse, coagulazioni lente che portano a una grande cremosità. E appunto lo stracchino è la tradizione, nasce nella tradizione contadina della valle, legato soprattutto agli spostamenti, alle transumanze. Quando ci si spostava bisognava mungere le vacche, magari non si aveva il tempo di accendere un fuoco e per cui si lavorava il latte alla temperatura a cui veniva munto. Noi abbiamo ripreso questa ricetta e la utilizziamo per il nostro stracchino, quindi lavorando a temperature basse. Produciamo una formaggella scremata legata all'esigenza della nostra cucina di avere burro per i loro piatti. Produciamo un formaggio a lunga stagionatura tipo formaggio di monte, quindi a pasta semicotta in forme grandi da 10-12 kg, e una coagulazione lattica, quindi un formaggio che non prevede l'utilizzo del caglio nella sua produzione, ma che coagula per acidificazione, quindi per il lavoro dei batteri autoctoni, che è quello che abbiamo appunto qui, appeso a sgocciolare, quindi a perdere bene tutto il suo siero. In più produciamo per la nostra cucina panna, il latte e tutte quelle materie prime funzionali per la nostra cucina. Questa è una lavorazione un po' particolare, non è così comune trovarla. Esatto, allora è una lavorazione che si trova molto nella cultura casearia francese o sul latte di capra, perché il latte di capra ha una composizione chimica tale da favorire questo tipo di acidificazione. Noi abbiamo deciso di farla perché ci piace proprio come prodotto, è un prodotto che in realtà, seppur fresco, si presenta molto complesso. Noi puntiamo molto anche a livello ristorativo, abbiamo una portata extra finale che è l'assaggio dei nostri formaggi, per cui vogliamo che nel nostro formaggio ci sia ben rappresentata la complessità che può portare il latte in una tavola e non solo. E per cui abbiamo scelto di aggiungere questo prodotto appunto per dare più complessità al nostro percorso formaggi. Ovviamente
voi siete anche molto legati alla stagionalità, per cui immagino che a seconda dei periodi poi i formaggi abbiano anche gusti, aromi, retrogusti completamente diversi. Assolutamente, nel periodo del pascolo cambia tutto anche a livello pratico, nel senso che il latte risponde diversamente agli stessi input che gli dai in inverno, quindi alle stesse temperature, agli stessi batteri e agli stessi tagli, quindi alle stesse azioni fisiche sulla cagliata e sul latte, il latte risponde diversamente a seconda della stagione. Il tema stagionalità è un tema molto interessante e secondo me andrebbe portato all'estremo, nel senso bisognerebbe fare dei formaggi invernali e dei formaggi estivi, proprio tipologie diverse. Noi ci stiamo arrivando, quest'anno probabilmente inizieremo a fare dei formaggi che sono solo estivi e a non fare dei formaggi che invece facciamo in inverno, perché appunto bisogna assecondare quella che è la materia prima e il suo cambiamento. Infatti è un passo ulteriore. Le stagionature le fate voi, l'ambiente, perché poi la stagionatura sappiamo anche l'altitudine, il microclima incide. Allora, sì, facciamo noi, in realtà noi nella nostra storia aziendale abbiamo sempre creduto negli incontri e nelle relazioni, per cui nella nostra storia abbiamo incontrato due affinatori, uno locale e uno non locale, che ci hanno colpito come filosofia e come approccio al formaggio, e per cui sul nostro formaggio a lunga stagionatura, dopo un primo mese di asciugatura qui da noi, lo portiamo a stagionare da Hubert Stockner in Südtirol, nella galleria Il Genus Bunker, e qui in valle invece a Gorno, in delle vecchie miniere che Gianni Danesi ha recuperato, che erano ormai in disuso, e sta utilizzando appunto la stagionatura del formaggio. I formaggi freschi invece li affiniamo tutti qua da noi. Ed eccoci arrivati all'ultima tappa, fiore all'occhiello di questa realtà che abbiamo detto è nata come un progetto. Quello della ristorazione era sicuramente in embrione già quando tutto è cominciato, però poi si è sviluppato. E si è sviluppato in un modo, l'abbiamo già ricordato in apertura, assolutamente eccellente, al punto che il ristorante di Contrada Bricconi ha ricevuto la prima stella Michelin nel novembre scorso. Merito anche di un altro giovane che si è unito a questa compagine. Allora Giovanni, ce lo presenti tu, lo chef che è giovanissimo ma con un curriculum pazzesco. Che parla da solo. Allora sì, l'altro giovane è Michele Lazzarini, che tra l'altro ha la mia età, per cui siamo dello stesso anno. Lui è originario qui della valle, di Gandellino, che è un paese poco più in alto rispetto a Oltresenda Alta come comune, e ha sempre avuto una grande passione per la cucina che l'ha portata a viaggiare per il mondo fino a stabilirsi per 7 o 9 anni, non vorrei dire un'inesattezza, da Norbert Niederkofler, uno degli chef stellati che più ha portato avanti una cultura del mangiare in montagna, del pensare la montagna negli ultimi anni. È stato lì 7 anni, ha collaborato con lui molto e nell'incontro con noi diciamo che si è resa concreta la possibilità di un ritorno in valle, cosa che lui desiderava molto. Noi diciamo gli abbiamo messo a disposizione la nostra conoscenza, la nostra struttura, il nostro desiderio di far bene ristorazione oltre a far bene agricoltura, e per cui nel 2022 è tornato finalmente a casa, come dice lui, a vedere le sue montagne e a gestire la nostra cucina. Una curiosità, voi non siete proprio comodi, vicini a grandi vie d'accesso, insomma del resto Contrada Bricconi è su uno spuntone, sui bricchi. Allora, in un prossimo futuro ci saranno magari anche delle stanze, la possibilità di fermarsi dopo cena, anche se adesso voi avete già avuto, anche per chi volesse mettersi assolutamente sobrio al volante, una proposta particolare che consente di farlo. Esatto, sì, allora noi abbiamo sviluppato insieme a una degustazione vini che accompagna tutti i piatti, una degustazione di bevande analcoliche di nostra produzione, quindi succhi fermentati eccetera, che possono permettere di godere di un'esperienza completa a 360 gradi, quindi cibo e bevande, senza però poi avere il problema di mettersi alla guida. Noi sì, vorremmo fare, allora la Contrada è bellissima, le strutture sono molto belle, quindi chiamano un po' l'aspetto dell'ospitalità e per cui nel nostro futuro ci sono sicuramente le camere, poche, 4 o 5, quelle che lo spazio ci permetterà di realizzare. Però sì, penso nel giro di 2 anni, adesso non vorrei dare false illusioni, però... Vabbè, insomma, comunque sono in cantiere Sì, sì. e in embrione anche quelle.
Questa era una contrada disabitata, destinata all'abbandono. Adesso qui, grazie a voi, quante persone ci lavorano? Allora, compresi noi 3 soci, io, Matteo e Giacomo, siamo in 16 precisamente, e quindi 16 buste paghe. È anche bello da dire, nel senso che è un orgoglio per noi poter far lavorare qui così tante persone e avere così tante persone che contribuiscono al proseguo di questo progetto che embrionalmente abbiamo pensato noi, ma che è di tutti quelli che lavorano qui. Ecco. 16, che una parte lavora in campagna e tanti lavorano nella linea ristorante. Circa 10 in cucina, 3 in azienda agricola e 3 nell'amministrazione pura. Beh, insomma, io direi che se era un sogno o una missione impossibile, è diventata una realtà, una missione possibile. Adesso però, prima di salutarvi, c'è lui che sta qui appoggiato. L'abbiamo incontrato? No, Gianni. Buongiorno. Gianni De Luca, Allevatori Top. Allora, intanto se siamo qui è anche grazie a te che hai detto ma avrei questa cosa, c'è una bella stalla, qualcosa da fare, andiamo insieme a vedere. Ti è piaciuto sto giro? Mi è piaciuto molto, anche perché al di là della filosofia del chilometro zero, terribilmente abusata, non è come la rucola degli anni '80, qui fanno cose splendide senza tirarsela troppo e in un anno hanno avuto una stella Michelin, che vuol dire che evidentemente il sistema funziona, è piaciuto, la mano dello chef ha fatto la differenza, i prodotti hanno contribuito in maniera importante a avere questo piccolo miracolo di montagna. Perché siamo veramente scomodi qua, cioè non ci passi. Hai guidato tu, lo Ho sai guidato bene, io, esatto. ha guidato lui. Non sui ci passa, tornanti. bisogna venirsi apposta, ma ne vale assolutamente la pena. Bella esperienza, bell'ambiente, sia d'inverno che d'estate. La neve ormai non c'è più, ma alcuni particolari resteranno, penso, nella mente di chi viene a visitare questi bei posti. Bene, allora poi insomma si troverà anche su Allevatori Top, quindi vabbè, lo vedete, lo leggete, ve lo raccontiamo. Allora a questo punto io direi una breve pausa, la linea passa a Claudio, a dopo.